vedessimo un po' con dei vestiti abbastanza strani. In realtà questi sono i vestiti degli antichi veneti e adesso andremo praticamente a presentare una sfilata di moda un po' particolare. Innanzitutto, mi sono bene d'antica al momento per questo appunto spettacolo e tenevo a precisare che andrò a leggere uno scritto appunto presentando i vestiti ai ragazzi che è scritto in veneto, quindi non in italiano ma in veneto. In Veneto Deca. Ecco, cosa c'è questo Veneto Deca? Io adesso chiedo gentilmente al professor Mocellin dell'Accademia della Buona Dottor Mocellin dell'Accademia della Buona Creanza gentilmente di spiegarne cosa è questo Veneto Deca. Buongiorno a tutti quanti. Il Veneto Deca semplicemente è un modo che lo faremo internos per definire il Veneto studiare a livello accademico, a livello universitario, perché finalmente da ormai 4-5 anni, in realtà da 2 anni a questa parte in particolare, il Veneto può dotarsi e si dota di studi a livello universitario. Abbiamo avuto la fortuna di poter fare il primo manuale universitario in lingua veneta, che confronta il Veneto con il francese, il spagnolo, il portoghese, il catalano, l'italiano, il romeno, chiaramente anche il latino, in parte anche l'inglese e il tedesco, per confrontare il Veneto con tutte le altre lingue europee, specialmente quelli che derivano dall'antico. Il primo studio universitario sulla lingua veneta, fatto con 2 professori universitari, che appena che facciamo un'intervista che è stato che visita l'Italia, il professor Klein e il professor Stegman. Dove sei che vieni qua? Secondo voi altri? Macciosa? No? Marina? Caule? No. Il settore degli ski no. Perché all'estero è più facile paradossalmente poter studiare e rappresentare la lingua veneta, che è un dato che è fatto riconosciuto anche dall'UNESCO, anche a livello universitario. Quindi quello che andrà all'estero il tuo nome è venetico antico, resta Jessica o perché io cambia nome che io sono diverso, no? E che andrà all'eserve ed è semplicemente il veneto che parleremo sempre, salvo quando che alcune parole che non sono abituati a dire perché lo faremo sempre in italiano e se stai il veneto come che si fa in tutte le lingue, no? Per esempio, non so, la parola internazionale in italiano, così che si dice in inglese, non si dice niente internazionale, in inglese si dice international. In francese si dice internazionale, quello che sia, internazionale in spagnolo, quindi ogni diciamo la stessa parola che è latina per tutti quanti e la cambia su lingua. Nel nostro caso la parola italiana internazionale diventa, nel nostro caso diventa internazionale. Tutto qua. Quindi sentirei il Veneto, delle cose che dobbiamo sempre parlare, soltanto semplicemente tutte le parti delle parole che si recupera, si trova normalmente anche sui nostri dizionari. Insomma, alla fine di tutto si capisce qualche lamentela degli da me, che ne parliamo, va bene? Grazie a tutti quanti. Grazie. Bene. L'associazione Venetkens Veneti Antichi la preferisce di presentarvi una sfilata di moda particolare, volendo datata. L'epoca da che i nostri modelli viennero, la sequela dell'antico popolo dei Veneti. Noi altri siamo un'associazione culturale nata dalla passione per la storia. Si occupiamo di studi e di ricerche sul popolo che abitava il Veneto nel primo millennio a.C. e si divertivano a costruire vestiti e oggetti per spiegare la storia in maniera originale e appassionante. Ma adesso non perdiamo altro tempo, partiamo subito con i nostri modelli. Rappresentiamo qualche personaggio che potrebbe veramente esservi suo in dei villaggi veneti. Oggi che arriva il primo personaggio. Ese un fiore aristografico, racquanto autorevole. Allora capimo dal cappello importante che porta, che si chiama Petaccio. Sta qua è un cappello nozioni, da sacerdoti, ovvero da personaggi di classi sociali elevate. Case della classe sociale elevata lo capimo anche dall'altra roba, dal cetro che è in mano. Il cetro
ese un simbolo del potere che portava gli uomini del rango elevato. Gli uomini, della società di Paleo-Veneti, gli portava la tonega, beh o male decorata, io il fatto, se già era ricchi o se già era servitori umili. Sto signor qua, come qua vedevo, e ne ha portato una prima incisa. La sera copia di un reperto squerco a Isola Vicentina del 1992, a settata di bastoni in basalto in sito, con iscrizioni in alfabeto e lingua veneteghi. La scritta la dice che la via era stata incisa da un certo Ian. Ed è un reperto tanto interessante perché la prima volta nella storia di Veneti accompare la scritta venete, gente veneta. Sta piera la datata IV secolo a.C. Un applauso a Kailos. Ecco che arriva una coppia con un costume tipico paleoveneto. I nomi veneteghi ise Nerca e Volcanos. Come cavoleva la moda del tempo, la tonica della signora la gana cotola larga con decorazioni coloriere. Altre volte le donne venete le portava la cotola con delle pieghe caratteristiche. Quelle che vedemo sfilare un po' la mostrano da quanti monili e soie, come si accostumava alla moda dell'epoca. Par davanti la porta alla traversetta. La traversetta la veniva portata a fare feste. In dei secoli le signore Lega continuò a portarla fino a 100 anni fa. Allora potremo verificare in dei costumi tipici regionali, o fa il costume caratteristico tirolese. I nostri personaggi ne fa vedere un boccale dalla forma particolare. Infatti, ne fanno a forma di stivale. Esemplari guariti e scattacai alla misere e dalle capi destre e tutti rendetori del tempo. Sta forma qua ma ne rende l'idea di come che la zera risalsa una del popolo antico. Sai che stiamo caso, la zera forma che ancora al vide un po', alla zero farà tra i boccali di Avira e i calici da liquore. Un applauso a Nerca e Volcano. Adesso hace la volta giunzione e si chiama Tasso. Monsignor, che è un savio e il capo del vilaio. In testa nel fatto un cappello che ricorda un poco il corno togare, che accataremo da spove umane miani portà caldose di Venezia. La tonica la si è decorata e la si è tenuta ferma in vita da una cintura con figlie di bronzo decorata con motivi incisi. Il popolo dei Veneti era abile a sé in per lavorazione delle lamine di bronzo, che le veniva adoperate per forzare strumenti per gli artesani, manca munì e oggetti vari. E il nostro capo del vilaio è fatto in mano un oggetto alquanto speciale per il suo popolo. La si chiama situla, che in latino vuol dire seta, e la si spesso di bronzo o di rame. Le situle le si adoperavano per fare urne per la cenere dei defunti. I veneti, infatti, li costumava il rito della cremazione. Fuori dall'area abitata, che c'era la città dei morti, la necropoli. I veneti antichi consideravano la morte della persona come un momento di passaggio, da celebrare con gesti rituali, per fare la processione, la cremazione del corpo, la rancura di resti invasi usuali e la giunta del corredo funebre con gli oggetti personali del defunto e le offerte dei parenti che erano messe in vasi di terra o di bronzo. In dei siti archeologici di tutto il territorio del Triveneto, Austria e Slovenia
As estais querte quante situle decorate. Le più antiche con decori fatti di disegni geometrici semplici e le più recenti invece con decori fatti da disegni che riportano scene di vita quotidiana, processioni e feste. Se proprio da queste scuole qua, che hanno altri ancora, possiamo vedere come chi si vestiva, come che viveva e che faceva i veneti antichi. Sono assitula a che abbiamo anche la rappresentazione del nostro personaggio, che porta questo baretto qua fatto a corpo. Un applauso a Tasso! Ecco un altro costume tipico delle donne venete dell'epoca. Riva la signora Astra, con decorazione sul bordo in lamina del metallo. Possiamo notare dei dischi di bronzo che si chiamai bulle, decorai a sbalzo e che veniva zontai per impressiosire i vestiti. In teletombe venetiche avevano staccate racquante, tutte con fuori per cosirli su. Altro elemento che non poteva mancare in quel guardaroba femminile già era il velo, che era tenuto fermo solo i capelli con dei filoni. Interi parti scoperti si possono unire tante forme di peli, che anche tante forme di parenti resiali, a roda o ripiegata che diventava semicircolare, a punta costituita da un quadro o da un triangolo di stoffa, a sciarpa a forma di rettangolo slogato, a zentavo, ovvero con una forma di grintura ma di dimensione più grande, che veniva fermare i fianchi in cintura e veniva sollevata del brio per quasi la testa, facendo da cornice al busto con una capa se la conchiglia. Ma l'ornamento veramente originale e importante di questo personaggio è il cinturone. Il de lamina di bronzo o rame, impressiosia da decori a sbalzo e il portà stretto in vita. I cinturoni femminili paleoveneti costituisce il gruppo del valore artistico più alto in traoietti similari dell'epoca definia età del ferro. I più antichi si a forma di foglia slongata, ma la forma più tipica la sequea a losanga granda, a forma di rombo, che la segata sviluppata nel VI secolo a.C. e che davanti esemplari bei a sé riccamente ornati. Il cinturone è rappresentato un accessorio di vestire ricco e prezioso ed era segno di appartenenza alla classe sociale alta. La signora la dimostra un sestino, arnesi che serviva per un'attività che era quante donne esercitava entro i muri domestici, la tessitura. Si doparava teari verticali grandi, di legno, e si intesseva lana e lino. La tessitura la era considerata assai importante nella società paleoveneta e la era insegnata alle chiuse, rente e santuari. Un applauso ad Astra! E adesso arriva un personaggio con tanto di lanza e elmo. Sì, sto qua è proprio un guerriero. E si chiama Sechene. Quello dei Veneti è già un popolo pacifico che rifiutava la guerra, ma già era sempre pronto a mobilitarsi per resistere militarmente contro qualsiasi attacco foresto. Il valore dei guerrieri veneti in battaglia è già ben conosciuto dai romani, tanto che questi ultimi si sta sempre attenti a mantenere e migliorare le buone relazioni e l'alleanza con i veneti, anche a scopo di contrastare l'invasione delle popolazioni cariche che le tendeva spesso ad andare fuori dai confini dei suoi territori per compire razzie e scolarie. I guerrieri paleoveneti già ormai in modo simile a quello dei guerrieri greci e troiani.
la testa la gera protesista dell'elmo e il busto da una corazza di corame, robusti a cobande bronze. Le gambe leggera riparare le schinieri. L'armamento leggera completata il scudo, da spada e da una o due lance con punta a forma di foglia di dorato. I cavalieri in montea senza sella, i gavieri di carri da guerra trainati da cavalli veneti, che erano robusti e svelti. Anche entre la popolazione tendenzialmente pacifica, come poi avventa, la guerra e i guerrieri aveva un posto centrale in l'organizzazione sociale. A loro che già affidava un compito soprattutto difensivo. I gavieri occuparsi di proteggere la vita e le robe della comunità confederale, dare la garanzia di sicurezza delle vie di comunicazione e il mantenimento delle condizioni di pace. Un applauso a Sekene. Entra adesso in scena una signora molto importante. La Zena sacerdotessa del santuario e la porta in mano un oggetto strano che ha ancora un significato difficile da spiegare. Ha capito a sapere che come quasi tutti i popoli antichi anche i veneti erano politeisti e gli adorea dunque alquante divinità. A sé divinità gli attribuiva anche dei parvensi di natura umana. In tutto il territorio dei Veneti esiste aree di culto, i santuari. Ma quando che si parla di santuari, non si va da pensare a costruzioni o templi. I santuari veneti erano dei semplici luoghi di culto, sempre in tel verto, in te vaste sciarane che era dure, o se no in te boschi considerati sacri. Era all'esterno delle aree abitate e vicini a corsi di acqua, laghetti vicinini, quali sorgente dei fiumi. La divinità principale del popolo veneto, la dea suprema, la Zereitia. Reitia, la veniazza la dea risanadora, quella che ha guarito dalle malattie, quella che ha proteso la vita, la tesidora, quella che intesse la terra della vita, la marona, Reitia, la galazzave della vita e della morte. Pertanto, l'oggetto che ha ne porta sta sacerdotessa è proprio una chiave, simbolo della dea madre Reitia. E proprio in te aree del culto, le sacerdotesse le insegnè alle lettose giovani la scrittura e l'arte della tessitura. Un applauso a Cleos! Siamo arrivati agli ultimi loro costumi. Entra adesso due personaggi che hanno un nome e un cognome precisi. Dice personaggi che realmente esistono. La signora la si chiama Ostiana Gallegna e la Zena femmina veneta. La sposà un romano, ma la ha mantenuto il suo nome veneto e il suo costume tipico veneto. Suo marito invece si chiama Gallenio. È vissuto in del primo secolo a.C. Le relazioni tra veneti e romani esistono quasi sempre amiche, di collaborazione e di alleanza. Infatti, nell'anno 181 a.C., i veneti si stavano minacciando al popolo di Carli, che voleva espandersi in pianura.
e per difendersi gli è di mandare aiuto ai Romani. I Romani così, appena fuori dai confini del territorio dei Veneti, gli ha fondato Aquileia. Sto quale può essere considerato un punto d'evoluzione della cultura dei Veneti, che entra a far parte della grande famiglia di popoli così chiamati Romani, pur mantenendo però la propria cultura e la propria identità. I Veneti si è diventati cittadini romani a titolo pieno, Romani Cives, del 52 a.C., proprio per decisione di Ottaviano Augusto Imperatore, con la creazione della 10ª Regia Augustea, vitati chiamata Venetia ed Istria. Per difendere il proprio territorio dai nemici foresti, i Veneti dessi potevano contare sulla forza dell'esercito romano, del quale in tutti i modi Ioris era parte integrante e fondamentale. Avevamo memoria di questa bella coppia di sioni, dalla rapida scolpia in via Sotomba. Un applauso a Ostiala e Gallenio. La civiltà dei Veneti la dura supersò da 3000 anni. La Gatacà in il X-IX secolo a.C. e un co' assimo ancora qua. I Veneti è uno dei popoli più antichi al mondo, che porta ancora il suo nome dopo così tanto tempo. L'associazione Venetkens Veneti Antichi vi ringrazio per l'attenzione e vi saluta e se avete delle domande siamo lieti di rispondervi. Sit down.